Nel cuore del XIII secolo, l'Europa cristiana è attraversata da tensioni profonde. La fede si scontra con l'eresia, la predicazione con il dissenso, la Chiesa con le spinte riformatrici. È un tempo di grandi domande e di risposte spesso violente. In questo scenario nasce Pietro da Verona. Non conosciamo con certezza la sua data di nascita, né i dettagli precisi della sua infanzia. Una tradizione popolare, non confermata da fonti storiche, racconta che fosse figlio di eretici catari. Una leggenda utile a sottolineare, forse, il contrasto tra le sue origini e il suo destino. I catari, come altri movimenti considerati eretici dall'autorità ecclesiastica, proponevano una visione radicale, una divisione netta tra spirito e materia, bene e male. Rifiutavano la Chiesa istituzionale, i sacramenti, e vivevano una religiosità alternativa, spesso in aperta opposizione a Roma. La Chiesa reagisce, non solo con i concili e le scomuniche, ma con la predicazione, la formazione e, dove serve, l'Inquisizione. In questo clima di scontro tra verità e deviazione, tra fede ortodossa e eresia, comincia la storia di Pietro. Una storia che non si limita a difendere una dottrina, ma che mette in gioco la vita stessa. La vita di Pietro prende una direzione chiara durante gli anni universitari a Bologna. È qui che studia diritto, immerso in un ambiente colto e vivace, ma anche attraversato da dubbi, dispute teologiche e visioni contrastanti del mondo cristiano. Tra le aule e le strade della città, Pietro ascolta i sermoni di un uomo che cambierà tutto, Domenico di Guzman. I suoi discorsi non sono solo parole, sono fuoco. La sua predicazione non si limita a spiegare, ma scuote, converte, chiama. Pietro non resta indifferente. Nel 1221, ancora giovane, decide di lasciare tutto e prendere l'abito dei frati predicatori. Entra nell'ordine domenicano con convinzione totale. Non è una scelta di comodo, è un taglio netto. L'ordine appena nato ha una missione chiara: predicare il Vangelo, difendere la verità, combattere l'eresia non con le armi, ma con la parola. E Pietro ha il dono della parola. La sua voce forte e diretta sa raggiungere la mente ma anche il cuore. Nel giro di poco tempo si distingue per zelo, intelligenza e capacità oratoria. La sua presenza diventa una forza. Dove predica, la folla si ferma. Dove parla, gli animi si muovono. Il giovane frate sta diventando qualcosa di più, una guida, un riferimento, ma la strada che ha scelto non è semplice. Per difendere la fede serviranno coraggio, pazienza e, alla fine, molto di più. Pietro da Verona non è un predicatore qualsiasi. Le sue parole non si limitano a spiegare la dottrina. Colpiscono, scuotono, arrivano dritte alla coscienza. Le usa per convertire, per difendere la fede, per smascherare chi semina confusione. Predica ovunque, nelle piazze, nelle chiese, nei mercati, e ovunque attira persone. Alcuni lo cercano per sentire la verità, altri per la speranza che porta con sé. Perché Pietro non è solo un uomo che parla, è anche un uomo che agisce. In molti raccontano episodi in cui attraverso la preghiera porta conforto e guarigione. Malati che migliorano, afflitti che trovano pace. Pietro ascolta, prega, interviene. Non fa spettacolo, non cerca gloria. Ma intorno a lui crescono storie che parlano di fede e di sollievo. Uno degli episodi più noti è quello della nube. Durante una lunga disputa con alcuni eretici, sotto un sole insopportabile, Pietro prega. Poco dopo, una nube si ferma sopra la folla, portando ombra e sollievo. Non è solo un miracolo, è un gesto di attenzione, di cura. Anche mentre difende la verità, Pietro non dimentica chi ha davanti. Questa immagine, predicatore appassionato e uomo vicino alla gente, segna profondamente il modo in cui verrà ricordato. Anche nell'arte è spesso rappresentato così, con la bocca aperta per annunciare e le mani tese per aiutare. Ed è proprio questa forza, capace di parlare e di toccare, che lo rende una figura scomoda e pericolosa per chi vuole mantenere il potere seminando il dubbio. Nel 1251 Pietro da Verona riceve un incarico che cambierà per sempre il suo destino.
Papa Innocenzo IV lo nomina inquisitore per l'Italia settentrionale. La parola inquisitore oggi porta con sé un'ombra, ma nel suo tempo è una risposta a un'urgenza concreta. Le eresie si diffondono e con esse cresce il rischio di una frattura profonda dentro la Chiesa. Nel nord Italia in particolare, il cristianesimo ufficiale è minacciato da movimenti come i Catari, i Valdesi, i Patarini. Alcuni predicano una religione alternativa, altri mettono in discussione l'autorità della Chiesa, altri ancora si mischiano alle tensioni politiche tra Guelfi e Ghibellini. Il confine tra fede e potere è sempre più sottile. Pietro affronta questa realtà senza compromessi. Va nei luoghi dove il dissenso è più forte, dove gli altri non osano andare. Non si limita a condannare, predica, discute, smonta pubblicamente le dottrine eretiche. Fa nomi, indica responsabilità e per questo si attira molti nemici. Il suo stile è diretto, deciso, senza mezze misure. Per alcuni è un difensore della verità, per altri un fanatico. Ma Pietro non cerca di piacere. Vuole riportare ordine, chiarezza, fede. Questa missione però ha un prezzo. I suoi oppositori non sono solo teologici, sono politici, armati, pronti a colpire. Tra i suoi nemici più pericolosi ci sono proprio i Catari, decisi a fermarlo. E mentre Pietro si muove da una città all'altra, sa che il rischio è reale. Ma non si tira indietro, perché la sua lotta non è solo contro l'eresia, è una battaglia per ciò in cui crede, e per cui, se necessario, è pronto a morire. Il 6 aprile 1252 Pietro da Verona parte da Como diretto a Milano. Non è solo. Viaggia con 3 confratelli. La strada attraversa un tratto di bosco. Lo aspettano. Un gruppo di uomini, assoldati da suoi nemici, lo sta seguendo. Sono legati agli ambienti catari e ghibellini. Non vogliono più confutarlo, vogliono eliminarlo. Quando il gruppo si avvicina, l'attacco è rapido e violento. Pietro viene colpito alla testa con un falcastro. Una roncola usata nei campi, trasformata in arma. Cade, ma non muore subito. Secondo la tradizione, mentre giace a terra, prende con le dita il proprio sangue e scrive sul suolo «Credo in Deum», credo in Dio. Sono le sue ultime parole, non un grido, non una maledizione, solo fede. Pietro muore così, in silenzio, in strada, ucciso non per quello che ha fatto, ma per quello che ha rappresentato. Un uomo che ha parlato troppo chiaramente, creduto troppo fortemente, vissuto troppo coerentemente. Diventa il primo martire dell'ordine domenicano. Il suo corpo viene portato a Milano, nel convento di Sant'Eustorgio, dove la gente comincia ad accorrere. Per molti non è solo un funerale, è l'inizio di un culto. Pietro non è più solo un predicatore, ora è un simbolo, e il sangue versato su quella strada diventa parte della sua leggenda. Pietro da Verona nacque intorno al 1205, anche se la data esatta rimane incerta. Secondo alcune fonti, sarebbe cresciuto in un ambiente segnato dall'eresia catara, ma si tratta di un'informazione probabilmente leggendaria e non supportata da prove storiche. Studiò diritto a Bologna e, influenzato dalla predicazione di San Domenico, nel 1221 entrò nell'ordine dei frati predicatori. Si distinse per il suo fervore religioso e le doti oratorie, ottenendo ruoli di rilievo all'interno dell'ordine e guadagnandosi la fama di predicatore efficace e taumaturgo. La sua attività religiosa lo rese una figura di spicco e questo influenzò profondamente la sua rappresentazione iconografica. Viene spesso raffigurato mentre predica o compie miracoli, come episodi in cui interviene per alleviare sofferenze fisiche o spirituali. Una scena ricorrente lo mostra mentre richiama una nube per dare sollievo alla folla durante un'accesa disputa dottrinale sotto il sole cocente, a sottolineare la sua empatia verso il popolo. Nel 1233 si stabilì a Milano e nel 1251 venne nominato inquisitore per l'Italia settentrionale. In quegli anni la Chiesa affrontava dure opposizioni da parte di vari gruppi eretici. Pietro fu coinvolto direttamente in questa lotta, in particolare contro i Catari.
Proprio da questi ultimi fu assassinato nel 1252 mentre rientrava a Milano da Como. L'agguato gli costò la vita. Fu colpito alla testa con un attrezzo agricolo e, secondo la tradizione, morì, affermando la propria fede con il sangue. Questi eventi hanno definito i tratti principali della sua iconografia. È raffigurato con l'abito domenicano, tunica bianca e mantello nero, e con i simboli del martirio. Una ferita sanguinante sul capo, un grosso coltello conficcato nella testa o, in alcune versioni, altre ferite come un pugnale nel petto. Spesso tiene una palma, emblema del martirio. Un altro tema iconografico legato alla sua figura è la lotta contro l'inganno e l'eresia. Una scena significativa lo mostra smascherare una falsa apparizione religiosa, mostrando l'Eucarestia, rivelando così la natura demoniaca dell'inganno. Questo episodio sottolinea non solo la sua fede incrollabile, ma anche il ruolo dell'Eucarestia come strumento di verità contro l'eresia.